con il crepitio ricordando un po' il passato, con il bello che c'è stato, per le valli e le colline canteremo senza fine. Bella va. Aspettiamo il via per questa 20ª edizione della Musada, speriamo che sia come sempre una cosa fatta d'asciutto. Il cuore si chiuderà sulla montagna. Quanto è bella sta giornata coi costumi che indossiamo. Non sarà dimenticata e l'avremo dentro al cuore. Dicevamo che le musse comunque andranno a trasportare i mestieri del latte, come dicevamo prima, perché si fa in montagna il latte e il burro e poi si portano giù le forme di formaggio, il burro e tutto quello che con il latte si riusciva a fare, quindi anche i sottoprodotti e anche, perché no, con una mussa vedremo arrivare il foraggio, il fieno, che allora veniva fatto su in cordate, con la corda si facevano i fasci di fieno, si caricavano sulle musse e si trainava giù. L'attrezzatura è varia per i lavori dei campi e quindi la falce, il rastrello, insomma tutte queste cose, le corde, i cordati, ecco, anche qui vedremo una mussa scendere con tutte le attrezzature dei lavori. La frutta di stagione, perché in montagna si raccolgono anche dei frutti particolari, dei frutti che maturano normalmente un po' più tardi del normale, pensiamo alle mele per esempio, se in pianura la mela matura in un determinato periodo, in montagna ritarda quasi sempre di 40-50 giorni, Con una mussa vedremo scendere a valle gli animali domestici da portire, quindi posso immaginare le galline piuttosto che il maiale o l'agnellino o la pecora e anche, perché no, il cane magari perché era appena nato e così via. Diciamo la rivalità poi che monta tra Regine, Lago, Santa Maria, si fanno anche sentire, vedere d'accordo con tutti non è facile, ma oggi è una giornata che vede un po' la festa di tutti. Oggi pensiamo che il paese colorato, quindi persone in costume, e pensiamo a questo, pensiamo positivo e ringrazio tutte le associazioni regionali e chi ha lavorato per allestire questa festa meravigliosa, per animare il paese. Tutti sorridono quando vedono gente in piazza perché normalmente non c'è, quindi siamo felicissimi e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto loro e tutti quelli che sono anche da fare per questa festa.
avrete visto questa cosa qui pungente e avrete detto ma cos'è sta roba qua? E questi sono i carciofi di montagna, anche questi qua curati in un modo particolare potevano servire a nutrimento di quelle mense povere ricche di calorie e queste davano comunque nutrimento. Mi ricollego un attimo, visto che c'è della gente che ama il turismo, ama passare di qua, non credo che tutti voi siate qui locali, qualcuno magari sentendo dire che c'era questa manifestazione è arrivato anche da fuori. Il gruppo della Mussada ancora una volta ci ha fatto vedere cose belle, ci ha fatto stupire, ha ricordato gli sforzi dei nonni e noi vogliamo ringraziarli, spero, mi auguro, con un grandissimo applauso. Allora ascoltiamo questa colonna sonora e di nuovo buon divertimento, buona visita a quelli che sono i banchi dell'artigianato qui a Regine.
E dopo un po'
To, dai. Facciamo cinema. Cinema. No, guarda. Dai, vabbè, ciao. Bel saluto!